Eccoci qua cari telespettatori, ben ritrovati con noi, supportati dallo CGIL del Veneto. Continuiamo i nostri appuntamenti parlando di impegnative di cura domiciliare, caregiver, assistenti familiari che abbiamo già trattato, ma quindi tutto quello che concerne il problema della quasi oppure non autosufficienza delle persone anziane. Naturalmente dando per presupposto che questa è una questione che riguarda sia la persona anziana, voi che ci seguite, ma anche i familiari. E quando diciamo i familiari, molte volte sono coinvolte le donne che a loro volta magari sono quasi sulla soglia della pensione, sono già pensionate, per cui hanno un sovraccarico familiare, nipoti e a volte genitori. Qui con noi per approfondire questo tema delle impegnative e questioni assistenti familiari, che si voglia dire badanti eccetera, abbiamo Ugo Aggiollo, segretario dello CGIL del Veneto. Grazie segretario di essere qui con noi. Buongiorno a tutti, grazie a voi. Ben collegato Adriano Filice, segretario generale CGIL Verona. Grazie. Buongiorno a tutti, grazie dell'invito. Perfetto. Allora, io vi ricordo, lo vedrete anche dalla slide che ogni tanto metterà in onda la nostra regia, che quando avete un problema, una questione, siamo felicissimi di sentirvi, di telefonare, però di chiamare le sedi dello CGIL, eccole là, che sono competenti per il vostro territorio. Poi facciamo l'esempio di Padova. Padova ha tanti territori, tanti comuni, più o meno nei comuni più grossi c'è una sede dello CGIL, giusto segretario? Assolutamente sì, mediamente la nostra presenza è molto capillare. Facciamo l'esempio di Venezia in questo caso, oltre alle sedi mandamentali ci sono almeno una trentina di sedi aperte nei vari comuni. E quindi cercatele, rivolgetevi, chiamate in orari d'ufficio, mi raccomando. Segretario di Verona, in Verona quante ne avete di territorio provinciale? 51. Siamo paragonati come le sedi come i carabinieri e la diffusione dei carabinieri nel territorio. Perfetto, ecco, avete visto in tutti, anche veronese, che tanti di voi ci avete chiamato da comuni particolari, piccolini del veronese, c'è la possibilità. Mal che vada, se uno proprio si sente solo, si può, chiedo ancora a Adriano Filice, può farsi accompagnare, c'è il servizio anche Hauser di trasporto, c'è un sistema che aiuta, vero? Questo è uno degli elementi di confronto anche con i comuni, nel senso che mettiamo il problema del trasporto degli anziani, un problema centrale rispetto alla necessità che hanno di andare in un centro diurno o andare a fare una visita, per cui nel confronto dei comuni noi sollecitiamo tutti quelli che sono gli interventi a partire da convenzioni con le associazioni di volontariato e con l'Auser, che è emanazione della CGIL. Ma non solo questo, chiederemo comunque un intervento più diretto dei comuni rispetto al trasporto delle anziane e degli anziani. Perfetto, e così vale per Venezia, per Padova, per tutti i territori, quindi informatevi, non siete soli. Detto questo, dovevo fare una piccola parentesi perché rispondiamo direttamente alle telefonate di tanti telespettatori che ci fa piacere comunque sentire. Parliamo con voi, con lei segretario, intanto incominciamo, delle cure domiciliari. Cosa si può fare, cosa si dovrebbe fare anche in futuro, perché magari non è stata ancora risolta come questione. Allora, vediamo la nostra intanto sottolineo la cosa che diceva lei prima, e cioè il fatto che le persone che si sentono in difficoltà, che hanno un problema, possono trovare appunto nello CGIL, in tutte le sedi, nei vari comuni del nostro Veneto, una risposta o in termini di servizio o in termini almeno di indicazione su cosa fare. La volta precedente è stato detto che noi abbiamo provato a fare come CGIL un po' la sintesi della situazione attuale per quanto riguarda la non autosufficienza o comunque le situazioni di fragilità che vi sono nel Veneto, per provare a dire anche quali sono le cose che secondo noi dovrebbero essere fatte nel prossimo futuro.
sapendo che si vede adesso da questo cartello circa il 24% dei cittadini veneti sono over 65. Questo non vuol dire ovviamente che tutti siano in una condizione di non autosufficienza o di particolare fragilità, ma certamente da quell'età in poi ci sono situazioni che diventano o che rischiano di diventare complicate. Tra l'altro noi abbiamo sempre posto molta attenzione sul tema, che è un tema importante, dei centri di servizio e quindi dei centri diurni in particolare, ma insomma quei servizi che si chiamano della residenzialità. Ma poi tutte le indagini dicono che gran parte delle persone in situazione di fragilità ancora oggi, per fortuna, sono gestite in ambito familiare. Se non vado errato, i dati ci dicono che l'86% delle persone sono gestite in ambito familiare contro il 14% che è gestito nei centri residenziali. Ora, questo vuol dire, essendo noi d'accordo sul fatto che una persona anziana, fin quando è possibile, è opportuno che rimanga nel proprio domicilio, c'è però un tema di quali servizi può trovare quella persona anziana, ma soprattutto la famiglia rispetto a questa cosa. Si diceva l'altra volta, in realtà ci sono 2 o 3 questioni aperte. La prima, chi si occupa di queste persone anziane? Spesso e volentieri sono familiari. E qui stiamo parlando di non autosufficienti. Parliamo di non autosufficienti. Spesso e volentieri sono familiari, spesso e volentieri sono donne, che in qualche maniera cercano di fare un servizio estremamente rilevante. Da questo punto di vista, una delle questioni che noi poniamo, per esempio, è il fatto che il Veneto approvi una legge sui caregiver, vengono chiamati così, legge che non c'è nella nostra regione. Erano state presentate 2 proposte di legge che noi sappiamo in Consiglio regionale, ma tra le altre cose questa non è stata presa in considerazione. Ora, sarebbe importante intanto riconoscere questa figura, certo. Sarebbe importante anche, evidentemente nella stessa legge, indicare dei canali privilegiati per queste figure di accesso ai servizi sociali, sociosanitari, sanitari. Sarebbe importante lavorare sulla formazione, sarebbe importante anche riconoscere un incentivo economico, perché quello che dicevo prima è che in tanti casi vi è una situazione per cui le persone sono costrette o ad abbandonare il lavoro o a chiedere magari il part-time per far fronte a questa situazione. E quindi questo per noi è un dato importante. L'altro dato assolutamente importante è che accanto ai caregiver, cioè alle persone che si occupano delle persone non autosufficienti, che siano anziani o che siano giovani, legate da una situazione anche affettiva, perché questo è, vi è l'altro grande tema delle badanti. In Veneto, secondo le proiezioni che facciamo noi, ce ne sono oltre 90.000. Di queste però solo il 40% sono, come si dice, contrattualizzate e quindi non sono in una condizione di nero. Ma non c'è neanche mai stato in questi anni un lavoro legato alla formazione, a una formazione specifica, a un
tentativo di mettere insieme domanda e offerta da parte delle istituzioni per favorire le famiglie che spesso e volentieri si trovano anche in questo caso in una condizione di non sapere a chi rivolgersi, cosa fare. Esatto, qui c'è una criticità importante da segnalare. Da un lato appunto manca la formazione, perché queste persone è già tanto bene trovarle, però non sono preparate anche a quelle evenienze più banali che invece un'infermiera può risolvere, un colpo di tosse, come prendere l'anziano, come girarlo, non hanno la preparazione. Dall'altro, che lei diceva il discorso che sono in nero, è vero, molte, però io penso che una famiglia abbia tutti gli interessi, o il pensionato, a mettere in regola una persona, perché tanto sappiamo, finisce il rapporto di lavoro, ti pianta giù causa. Però c'è un problema che io ho notato parlando con diverse persone: sono le prime queste signore che non vogliono essere messe in regola, non hanno nessun interesse, anche perché fanno i loro conti, magari dopo tot vanno via perché hanno un altro lavoro, perché non vogliono superare la soglia, insomma sanno di fiscalità più di noi, come anche i mariti che fanno altri lavori magari più artigiani, anche loro sanno. Oppure c'è la persona molto anziana da sola che non ha la possibilità, perché arriva filo a fine mese, si centellina le necessità per far venire questa persona, non ha, e voi lo sapete cosa vuol dire, soldi assolutamente per poterla pensare di metterla in regola. È una criticità importante questa, cioè fare una campagna come è stata fatta in passato di dire vanno messe tutte in regola. Loro sono diventate giustamente pretenziose, cioè quando dicono non voglio essere in regola, per poi fanno causa, per così tirano su soldi, e l'anziano o la famiglia diventa la parte debole, perché tutti vorrebbero avere in regola una persona, penso. Però se paghi di più non ce la fai. Su questo siamo d'accordo, nel senso che è evidente. Parlo del mondo del lavoro più in generale. Anche nel mondo del lavoro più in generale c'è qualcuno che preferisce dire lavoro in nero piuttosto che essere messo in regola perché magari ho condizioni particolari. Però il nostro lavoro è invece quello di dire: guardate che queste persone devono essere messe in una condizione che metta tutti tranquilli. Perché, come dice lei, in tanti casi, finito il rapporto di lavoro, vediamo che ci sono cause, che ci sono situazioni complicate, complicatissime, e quindi ma l'anziano come fa a pagarsi? Diciamo che anche su questo, per esempio, le organizzazioni sindacali, in particolare gli uffici legali delle organizzazioni sindacali, hanno delle sezioni apposite che seguono le famiglie e gli anziani rispetto a questo tipo di situazione, per cui anche in questo caso basta rivolgersi, ripeto, alle Camere del Lavoro che seguono questa cosa, ma vale per noi, vale anche per le altre organizzazioni sindacali. Il tema è chiaramente un tema legato proprio da un lato alla legalità e dall'altro alla formazione. Che è importantissimo. Perché è per noi rilevantissimo, oltre al fatto, terza questione che dicevo prima, l'incontro domanda-offerta, perché spesso le famiglie sono in una condizione in cui non sanno materialmente cosa fare. E questo espone anche le famiglie, perché è evidente che se non sai cosa fare magari ti rivolgi alla prima situazione che trovi. Quindi è tutto un mondo che andrebbe regolamentato e che andrebbe visto con più attenzione. Allora adesso facciamo un'interruzione pubblicitaria, così quando torniamo diamo la parola anche a Verona e al segretario di Verona per fare uno spaccato un po' territoriale, per analizzare anche concretamente queste situazioni. Pubblicità. Eccoci qua. Allora, segretario Filice con noi. A questa questione, come innanzitutto lo spaccato territoriale, com'è la situazione nel veronese? Prima di entrare nel merito della situazione veronese, dei numeri, perché dopo dietro ogni numero c'è una persona, una famiglia, un non autosufficiente. Sì, ma poi non servono numeri, è un po' fare un quadro generale. Sì, diciamo il quadro generale è che noi abbiamo una fetta di popolazione del Veneto che si occupa degli anziani e si calcola sul 9,6%, quindi quasi un 78.000 persone.
Chi ha l'indennità di accompagnamento e la pensione di invalidità a Verona sono all'incirca 34.000 anziane e anziani, e abbiamo invece, rispetto alle impegnative e quindi di residenzialità, 2.500 posti letto. Quindi questo è lo spaccato di un divario tra il bisogno delle persone, i posti letto, e conseguentemente anche tutti quei familiari che si occupano, i caregiver, che si occupano delle persone non autosufficienti a casa, e a volte, come diceva prima il mio collega, non è necessario avere un'invalidità totale, basta un'invalidità parziale che non arriva al 100%, per cui queste persone devono occuparsi degli anziani e degli anziani a casa, con un paradosso tra l'altro che questo problema viene scaricato sui familiari, su chi assiste. No, quindi da una parte le famiglie devono trovare un assistente familiare, volgarmente chiamata badante, no? E dall'altra se ne occupano personalmente. Tra l'altro con un problema che in questo paese, dato che è stato scaricato sulle famiglie, anche se tu metti una persona in regola, come noi come sindacato sosteniamo, però la domanda è: che incentivi vengono messi in campo per poter regolarizzare e avere una persona regolarizzata in famiglia? E questo è un grande tema, perché noi abbiamo da una parte le famiglie che hanno la necessità di essere sostenute per l'accudimento delle persone non autosufficienti, e abbiamo anche il problema economico di poter trovare anche delle persone che si occupano dei nostri familiari. In termini fiscali, in termini di sostegno dei comuni, abbiamo un sistema che ci permette di aiutare queste famiglie. Non è assolutamente vero, perché basta che vedere quando tu metti in regola e poi hai un sostegno economico, il sostegno economico è, rispetto al quanto si spende, assolutamente insignificante. Per cui non c'è la volontà. Ricordo anche che recentemente è stato pubblicato dall'Istituto Superiore di Sanità le patologie che sviluppano le persone che sono chiamate ogni giorno a occuparsi dei propri familiari. Questa ricerca ci dice che il 41% delle persone che si occupa per molto tempo dei familiari non autosufficienti sviluppa, il 41% sviluppa delle patologie. E quindi questo è un problema enorme e grandissimo, che noi chiediamo che la politica anche a livello regionale affronti con consapevolezza. Per cui quando noi come sindacato chiediamo più impegnative, più posti letto, nello stesso tempo contestualmente oggi deve essere anche al centro la possibilità di aiutare i familiari a casa che si occupano delle persone non autosufficienti. E come lei ha detto prima, c'è un problema di formazione, c'è un problema di sostegno economico e c'è un problema di sostegno psicologico. Sono queste tre questioni che la Regione deve mettere al centro. Quindi tutte le istituzioni, a partire dal governo centrale, per arrivare alla Regione e per arrivare ai comuni, devono mettere al centro della questione una fetta di popolazione che è sempre più grande, perché come dicevo prima, i numeri a Verona ci dicono che quasi 78.000 persone nella provincia di Verona su una popolazione di 900.000 persone si occupa dei propri familiari. Assolutamente, no, ma poi era un po' la questione che anche se questi si occupano dei propri familiari, molte volte l'anziano è solo, cioè anche con la stessa badante, assistente esterna eccetera, molte volte viene lasciato per tanto tempo solo, senza gli stimoli, cioè in una struttura attrezzata di un certo tipo, di un certo livello, comunque esistono degli educatori, degli psicologi, delle persone che fanno svolgere delle attività, invece tra le pareti domestiche, per quanto care e amate, però l'anziano resta abbandonato, tra virgolette,
si rincretinisce, insomma, poi davanti alla televisione e non è il massimo. È appunto per questo che quando noi facciamo come negoziazione sociale nel territorio gli incontri con i sindaci, con le amministrazioni, chiediamo da una parte l'albo delle badanti e dall'altro un percorso di formazione importante che permette di avere la possibilità di trovare persone professionali e formate professionalmente che si occupano di questo problema, esercitando anche una professionalità. Quindi la nostra azione ha anche questo scopo, lo scopo di avere persone competenti nelle proprie famiglie che si possono occupare delle anziane e degli anziani. Assolutamente, questo è importante. Però un attimo, c'è un messaggio: sono estremamente d'accordo con il signor Giollo, bisogna creare delle regole, se poi qualcuno sceglie altri metodi è una scelta, ma dobbiamo sempre tutelare tutti, e questo effettivamente è un dato di fatto. La sostenibilità economica, perché adesso qua noi parliamo degli attuali anziani, alcuni stanno bene, hanno per fortuna delle belle pensioni, abbiamo sempre detto aiutano i figli, tante volte se non c'è il nonno, se non c'è l'anziano, padre, madre o nonno, tanti nipoti o figli hanno delle difficoltà, altre volte hanno delle pensioni un po' più rosicate, e appunto in questi casi qui c'è il problema, c'è il grave problema, non riescono neanche ad arrivare a fine mese per mangiare, poveretti. Da qua in avanti però si presenterà l'altro problema, pensioni molto più basse. Cioè io dico, guardare il passato e il presente va bene, però bisogna guardare anche un po' il futuro, perché i baby boomers arriveranno prima o poi al traguardo della pensione e le proiezioni sono sempre peggio. E allora è evidente questa cosa, nel senso che già oggi abbiamo delle situazioni certamente positive, ma la gran parte dei pensionati hanno pensioni per cui fanno difficoltà a arrivare a fine mese. E il futuro si preannuncia anche peggiore, perché le regole, per come sono state modificate, porteranno evidentemente ad avere pensioni sempre più lontane da quello che è il reddito da lavoro, sapendo che tra l'altro già il reddito da lavoro oggi in Italia è uno dei più bassi d'Europa e tantissime famiglie, pur lavorando, sono in condizioni di povertà. Infatti. Quindi questa cosa c'è tutta, infatti oggi noi stiamo parlando di queste cose, ma poi una delle attività centrali che facciamo come sindacato pensionati ovviamente è quello di mobilitarci per avere un aumento delle pensioni che stia in linea con quella che è l'inflazione che c'è stata in questi anni, che così come ha eroso gli stipendi da lavoro ha eroso anche le pensioni. Parlando della parte economica, c'è tutto il tema del fondo sulle impegnative di cura domiciliari. Oggi in Veneto ce ne sono 9, però vengono erogate a circa 32.000 persone, se non abbiamo dati errati, in tutto il Veneto, e in alcuni casi sono anche importanti sul piano economico, ma in altri, in particolare l'ICDB, che è quella usata più di tutto, è una risorsa importante ma abbastanza piccola. Queste cure domiciliari da chi possono essere richieste e a quanto vanno? Sono richieste dalle persone che sono in condizioni di non autosufficienza o comunque che hanno un bisogno assistenziale. Sono divise per bassa, media e alta bisogno assistenziale e sono divise anche per patologie. Ma la persona deve andare, cioè ci ascolta la classica signora che ha il marito che non è autosufficiente. La classica signora dal marito deve fare, sono divise in due modi. Uno, il referente è il comune,
per alcune di queste indennità, l'altro referente è l'ULSS per altre indennità. Ma il medico di medicina generale che decide, cioè che dirà sì vai dal comune, sì vai dal... Sì, il medico di medicina generale da questo punto di vista è comunque una figura importante, ma altrettanto importante è l'assistente sociale del comune che segue in particolare tutte queste assegnazioni. Quindi andare in comune, rivolgersi al servizio assistenti sociali, sì, e il servizio sociale insomma sostanzialmente, sì, e chiedere alla luce dei chiedere certificati quali impegnative di cura domiciliare si possono ottenere, sapendo che vanno da un minimo di 120 euro mensili a un massimo di 2.000 euro mensili, ma solo nel caso della SLA in questo caso, quindi siamo in una situazione del tutto particolare. Sono ovviamente collegate quasi tutte anche al reddito, alla condizione economica delle famiglie, quindi è opportuno fare questo. Ma quello che vogliamo dire noi in questo momento è che sia nel numero e sia nell'importo siamo lontani da quelle che sarebbero le esigenze della popolazione del Veneto, che sta tra l'altro invecchiando in maniera esponenziale. Abbiamo visto i non autosufficienti quest'anno sono 268.000 secondo le nostre proiezioni, l'anno scorso erano 265.000 e via via, cioè crescono ogni anno, perché questo è il trend che abbiamo. Siamo in chiusura, una battuta, segretario Felice. Sì, la battuta è che presso le nostre sedi noi abbiamo istituito recentemente un servizio che permette di informare i familiari delle persone non autosufficienti nel percorso, perché il percorso non è così semplice e non è così scontato a rivolgersi e a chi e a che cosa e dove poter accedere rispetto a aiuti economici, sostegni economici rispetto alla propria condizione economica è qualcosa di importante. Le persone non sono informate, per cui presso le nostre sedi voi troverete tutti i nostri volontari che potranno dare un'indicazione del percorso dall'inizio, cioè dalla visita medica, fino a dove bisogna andare, a chi bisogna rivolgersi per poter accedere ai servizi del territorio. Perfetto, benissimo, la ringrazio tantissimo, le auguro buon lavoro, alla prossima, ci rivedremo, magari avrà l'opportunità anche di venire con noi in studio. Siamo in chiusura, segretario. Queste sono istanze che voi fate da tempo, su cui rimarcate l'importanza e l'urgenza. Assolutamente sì, come dicevo prima, alcune di queste norme non sono state mai fatte, penso anche a tutta la norma sulle case di riposo, altre sono purtroppo oramai anziane, diciamo, rispetto a una società che è cambiata. E quindi chiediamo a chi governerà il Veneto evidentemente di porre mano a queste norme. Io aggiungerei anche di avere un rapporto diverso con le organizzazioni sindacali e con i soggetti sociali che vi sono nel territorio, che magari possono dare anche una mano nel comprendere meglio la situazione esistente. Grazie molte, abbiamo visto anche un altro messaggio, non l'ho letto ma che era andato in onda comunque, appunto, dove si chiede appunto l'intervento anche in termini economici, per cui trovare le risorse. Questo è l'altro aspetto che i nostri telespettatori sottolineano, perché di fatto poi c'è sempre quel problema denaro. Grazie di averci seguito, appuntamento a presto naturalmente, sempre con lo SPI CGIL, rivedete poi la puntata sul web.